Oltre un mese di lavoro, qual è lo stato di forma dell'Akragas Volley? Beh, lo stato di forma comincia a essere buono, abbiamo caricato abbastanza e siamo ancora in carico, quindi la prossima settimana servirà per far scaricare un po' le ragazze, far saltare un po' di più, velocizzare e soprattutto presentarle già a livello tecnico e tattico pronte per l'inizio del campionato, che è per il 14 di ottobre. Queste prime amichevoli quali indicazioni ti hanno dato? Ma nelle prime amichevoli diciamo che c'è poco di tattico, ma c'è sicuramente molto di entusiasmo nella mia squadra. Le vedo molto cariche, molto determinate e soprattutto desiderose sicuramente di far bene quest'anno. Man mano che andiamo avanti mi rendo conto di avere una buona squadra, un'ottima squadra e sicuramente ci darà delle grosse soddisfazioni. Abbiamo fatto la prima amichevole contro il Cefalù, dove abbiamo vinto 3-1, e la seconda amichevole abbiamo fatto 4-7 contro il Gela, abbiamo fatto 2-2, considerando che sono due squadre, il Cefalù che ambisce anch'esso a fare un campionato di alto livello, quindi che punta alla promozione, e anche il Gela che è neopromossa in B1 ha una formazione di tutto rispetto. Abbiamo comunque, nonostante la stanchezza e la pesantezza della preparazione atletica, risposto bene, fatto un buon gioco. Ovviamente è stato come un primo trampolino di lancio per vedere come poteva girare la squadra, e le risposte sono state tutte positive. Come procede l'intesa tra i reparti? Beh, devo dire che va abbastanza bene, di solito ci vuole un po' più di tempo per creare il feeling col palleggiatore, dei meccanismi di gioco che si automatizzano durante il campionato, però onestamente sta andando bene. Oggi è un buon test per vedere a che punto siamo, sicuramente ancora non è a livello ottimale, anche perché mancano un paio di settimane all'inizio del campionato, quindi ancora siamo in fase di preparazione, poi dobbiamo ancora conoscerci meglio, conoscere bene i meccanismi, e oggi è un ottimo banco di prova. Cosa deve migliorare e crescere l'Akragas Volley? Sicuramente l'intesa tra il palleggiatore e i vari attaccanti, che è sicuramente fondamentale, e poi ovviamente giocare il più possibile proprio per acquisire questi meccanismi che soltanto col tempo si possono acquisire.